Il documentario Quasi 12, nessun colpevole, tratto dalla tragica vicenda di Stefano Pompeo, il bambino ucciso per errore dalla mafia oltre 20 anni fa a Favara, è stato proiettato nella sede del Consorzio Universitario di Agrigento. Grazie al clamore provocato da questo documentario, scritto dal giornalista Gero Tedesco, dopo oltre 20 anni di silenzi, la direzione distrettuale antimafia ha deciso di riaprire le indagini e per la prima volta ci sono 3 indagati per l'omicidio. È intervenuto alla presentazione Giovanni Di Maida nella qualità di vicepresidente, ha partecipato all'incontro l'avvocato Giuseppe Scozzari, il giornalista Franco Castaldo, Gero Tedesco, segretario provinciale dell'Asso Stampa. Allora, oggi sappiamo tante altre cose, solo che la magistratura è un po' ferma. Io spero che dalla riapertura delle indagini qualcosa... Quelli erano anni terribili e che hanno poi prodotto una carneficina. I più giovani sicuramente non lo sanno, ma in provincia di Agrigento nel periodo 88-92 ci sono stati 300 morti ammazzati. Una guerra intestina tra bande criminali mafiose che provocavano praticamente un morto al giorno. E io ogni giorno ero in notte, andavo nei luoghi per capire, perché non mi bastava il comunicato stampa, perché volevo vedere, volevo rendermi conto e studiare, perché ho studiato per fare questo tipo di attività, immagazzinando dati, confrontandoli. Negli anni 70-80 non c'erano gli archivi, per esempio, non c'era internet. Io ho cominciato la mia professione con la macchina da scrivere, che oggi non esiste più, mi rendo conto, l'età avanza, ma è così. La macchina da scrivere, e poi le telescriventi sono state una rivoluzione, perché facevo questo mestiere. Internet adesso non è solo una rivoluzione, ma è un cambiamento epocale.